su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Ci troviamo in questo momento a Napoli, tangenziale di Napoli, più precisamente ramo di Capodichino, nel quale siamo appena entrati dallo svincolo per raggiungere l'aeroporto di Napoli Capodichino. Siamo in direzione A1, direzione Autostrada del Sole, alla quale ci allacceremo tra 2 chilometri. La nostra direzione Autostrada A16 dei Due Mari Napoli-Canosa, che percorreremo per intero quest'oggi in questo video della serie Real Time 4K, mentre siamo in avvicinamento uscita strada statale 7 bis Casoria Avellino. Sulla sinistra potete vedere in avvicinamento un aereo ITA in atterraggio all'aeroporto di Napoli. Davanti a noi allacciamento con l'Autostrada del Sole, sulla destra direzione sud, direzione A2 Salerno-Reggio Calabria. Noi siamo rimasti sulla sinistra, la rampa di allacciamento in direzione nord. Fine competenza del ramo di Capodichino ed entriamo quindi nell'ambito di competenza dell'Autostrada del Sole. Ramo di Capodichino che comunque è classificato come Autostrada A1, quanto costituiva proprio il tratto terminale dell'autostrada in origine. Autostrada del Sole, autostrada Milano-Napoli. Siamo entrati in questo momento in carreggiata, la percorreremo molto brevemente per circa 1 chilometro. In questo momento stiamo transitando nel chilometro 754, c'è un po' di coda in barriera Napoli Nord, come vedete dai tempi di percorrenza. Oggi è domenica 5 gennaio 2025. In questo momento sono le ore 10:40, temperatura esterna 13 gradi, subito in avvicinamento, svincolo di allacciamento Autostrada A16 dei Due Mari. Quindi svincoliamo subito dall'autostrada A1, Autostrada del Sole, che lasciamo per entrare di fatto nella percorrenza della Napoli-Canosa, Autostrada A16. Chilometro zero, iniziato in questo momento, ore 10:41. Il nostro viaggio sull'autostrada A16, percorso completo Napoli-Canosa, mentre arriviamo al chilometro 1, prossima uscita Pomigliano d'Arco tra 6 km e mezzo. Sono 172,5 i chilometri di lunghezza dell'autostrada A16 da Napoli a Canosa. Autostrada A16, detta Autostrada dei Due Mari, quanto allacciando sul versante tirrenico l'Autostrada del Sole e sul versante adriatico l'Autostrada A14, mette appunto in comunicazione i due versanti dello stivale. Tanto tra 1500 metri, mentre arriviamo già al chilometro 3, prima area di servizio che incontriamo lungo il percorso, area di servizio Vesuvio.
servizio Vesuvio Sud in questo momento sulla destra. Autostrada A16 costruita tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 con l'obiettivo appunto di collegare i due versanti dello stivale nel sud Italia e creare un collegamento diretto Napoli-Bari. Infatti questa autostrada era stata originariamente costruita e progettata per essere la Napoli-Bari e in origine era classificata come autostrada A17, mentre l'autostrada adriatica di A14 terminava di fatto a Canosa. Dopodiché, con l'ammodernamento e l'ampliamento dell'autostrada A14, quest'ultima ha assunto anche la competenza del tratto tra Canosa e Bari e poi il tratto terminale da Bari a Taranto, mentre l'autostrada dei due mari è stata riclassificata da A17 ad A16 con il tracciato da Napoli a Canosa. Intanto in avvicinamento uscita Pomigliano d'Arco. Da questa uscita è possibile poi arrivare anche alla strada statale 268 del Vesuvio verso Cercola, Somma Vesuviana, Ottaviano. Numerazione A17, che era assunta in origine dall'autostrada dei due mari, non è più poi stata utilizzata per motivi scaramantici. Infatti A17 al momento è l'unico numero che viene saltato nella numerazione autostradale. Dalla A1 sino alla A36 al momento tutti i numeri sono assegnati, tranne appunto la numerazione A17. Tanto siamo arrivati al chilometro 9. Questo primo tratto tra Napoli e Nola non presenta particolari difficoltà, tratto relativamente pianeggiante. Dopodiché il tracciato si fa più tortuoso e si sviluppa su gallerie e viadotti, specialmente nel tratto irpino, quindi tra Baiano, Avellino, Benevento e poi Grottaminarda, Vallata, Lacedonia, per poi ridiventare sostanzialmente pianeggiante nell'ultimo tratto, il tratto pugliese, che arriva sul tavoliere delle Puglie. Tanto siamo in avvicinamento alla barriera di Napoli Est. Questo primissimo tratto con l'uscita di Pomigliano d'Arco esente da pedaggio. Subito davanti a noi allacciamento con l'autostrada A30 Caserta-Salerno. In origine lo svincolo di Nola era presente proprio lungo il tracciato della A16,
quando è poi stata realizzata l'autostrada A30 Caserta-Salerno, è stato realizzato l'allacciamento con l'autostrada A16 e il casello di Nola è stato spostato sul tracciato dell'autostrada A30. Mentre stiamo transitando sul chilometro 14, segnaletica messaggio variabile segnala 1 chilometro di coda in aumento sull'autostrada A30 direzione Caserta. Siamo arrivati al chilometro 15 proprio in corrispondenza dell'allacciamento, doppia rampa d'uscita, la prima sulla destra in questo momento per proseguire in direzione sud, direzione Salerno. Seconda rampa d'uscita in questo momento sulla destra per proseguire in direzione nord, direzione Nola Caserta. Prossima uscita Tufino tra 7 km. Tanto sono obbligatorie le dotazioni invernali, quindi o gomme invernali o catene da neve a bordo tra Baiano e Avellino. In origine il progetto dell'autostrada dei Due Mari doveva grosso modo seguire il percorso della strada statale 87 del Sannio e quindi sostanzialmente dal Casertano andare diretta verso la città di Benevento. Ma l'allora ministro dei trasporti Fiorentino Sullo, tanto l'obbligo di dotazioni invernali è da Baiano a Candela, detto erroneamente Avellino, ma è ovviamente su tutto il tratto irpino, quindi Baiano Candela. Dicevo appunto, l'allora ministro dei trasporti Fiorentino Sullo fece di tutto per far passare il tracciato dalla città di Avellino, che all'epoca non era ancora servita da nessuna via di comunicazione a scorrimento veloce, e nemmeno dalla ferrovia, e il viaggio da Avellino a Napoli poteva richiedere anche mezza giornata. Mentre arriviamo al chilometro 20, 152 chilometri mancanti al termine dell'autostrada, in corrispondenza con l'allacciamento con l'autostrada Adriatica A14. Domenica 5 gennaio 2025, ore 10:51. Auto a noleggio di quest'oggi, una Cupra Leon, auto che ho già avuto modo di noleggiare, che mi piace particolarmente guidare mentre siamo in avvicinamento all'uscita Tufino. Casamarciano, Avella e Comiziano, le località raggiungibili dall'uscita Tufino in questo momento sulla destra. Chilometro 23, prossima uscita Baiano tra 3 km e mezzo. E siamo pertanto arrivati quasi alla fine di questo primo tratto che si sviluppa prevalentemente sul territorio pianeggiante. Davanti a noi
le alture che caratterizzano l'ambiente irpino, pronti nella nostra salita verso Avellino. Questa autostrada si sviluppa per tutta la sua lunghezza su ovviamente carreggiate separate e 2 corsie per senso di marcia, a parte alcuni tratti limitati in corrispondenza delle salite in cui la carreggiata si amplia a 3 corsie di marcia. In realtà è stata tolta la corsia di emergenza, è stata appunto realizzata una terza corsia di marcia per facilitare l'arrampicamento dei mezzi pesanti, in quanto le pendenze e i dislivelli sono piuttosto notevoli. In avvicinamento uscita Baiano, mentre pannello messaggio variabile preavvisa di corsie ridotte al chilometro 36, Mugnano del Cardinale, Avella, Tuffino, Visciano e Casamarciano raggiungibili dall'uscita Baiano svincolo in questo momento sulla destra. Da questo momento in avanti obbligo di dotazioni invernali e si inizia a salire. Chilometro 27, prossima uscita Avellino Ovest. Tra 14 km inizia anche il tratto con limite di velocità 80 km/h, tratto insomma caratterizzato da una pericolosità più o meno elevata per i raggi di curvatura e le forti pendenze. Molti incidenti sono avvenuti nel corso del tempo, ragion per cui è stato imposto il limite di velocità di 80 km/h, mentre si è aperta la terza corsia di marcia, questo tratto in salita per 7300 metri. Limite di velocità 80 km/h, che è comunque un limite molto molto basso. Sarebbe stato più ragionevole forse imporre un limite di 100 km/h, che sarebbe stato anche più semplice da rispettare. Pensate che su questa autostrada è avvenuto l'incidente più grave della storia della viabilità italiana, viadotto Acqualonga, pressi di Monteforte Irpino, mentre siamo arrivati al chilometro 30. Nel 2013 mi pare un autobus ha perso di fatto il controllo ed è finito giù dal viadotto. Hanno perso la vita 40 persone. Una tragedia vera e propria, incidente dovuto quasi sicuramente a un'avaria del pullman, che aveva già macinato parecchi chilometri, 800.000 chilometri, cattiva manutenzione dell'impianto frenante, poi determinato, intanto viadotto Pietragemma 140 metri, poi determinato l'esito nefasto di questo incidente. Ancora 3.800 metri di corsia di arrampicamento sulla destra. Ed è proprio questo il viadotto citato, il viadotto Acqualonga. Vedete, viadotto che si sviluppa con una curva
da qualche chilometro abbiamo anche lasciato la città metropolitana di Napoli e siamo entrati nella provincia di Avellino. Mancano 7 chilometri all'uscita di Avellino Ovest. Una piccola curiosità, un piccolo aneddoto che ho scoperto proprio nel mio ultimo viaggio negli Stati Uniti, quando sono passato per San Francisco. Dovete sapere che esiste un locale, una pizzeria che si chiama appunto A16 ed è presente sia a San Francisco sia a Oakland, poi penso abbia aperto anche altri locali in Giappone, e il nome del locale A16 è stato proprio ispirato da una percorrenza di questa autostrada. Nome di questo locale, pizzeria A16, proprio dedicato all'autostrada dei Due Mari che connette appunto le regioni Campania e Puglia. Tanto siamo arrivati al valico, 619 metri sopra il livello del mare, galleria Monteforte, chilometro 36. Infatti, passato il valico si inizia in questo momento a scendere nuovamente. Avellino Ovest tra 4 km. Come ho accennato prima, furono di fatto alcune ragioni politiche a determinare il tracciato dell'autostrada A16, che originariamente doveva seguire un po' il percorso della statale Sannitica, salvo poi decidere invece il passaggio per la città di Avellino. Ma inoltre si forzò anche il fatto che la città di Avellino dovesse avere sin da subito 2 caselli, mentre transitiamo sul viadotto Vallonalto, 2 caselli, cosa che al tempo era piuttosto bizzarra. Solamente grandi capoluoghi di regione avevano più di un casello. Viadotto Vallonalto secondo. Avellino Ovest in avvicinamento Mercogliano, Monteforte, Irpino, Serino, Solofra e in generale un po' tutta l'Irpinia, tra le località raggiungibili dall'uscita Avellino Ovest. In questo momento sulla destra. Prossima area di servizio Irpinia Sud tra meno di 3 km. Prossima uscita Avellino Est tra circa 8 km. Viadotto Lenze Pezze 325 metri. Tanto dalla prossima uscita Avellino Est
è possibile poi allacciarsi al raccordo autostradale 2, raccordo Salerno-Avellino, che permette di raggiungere appunto Salerno e di allacciarsi all'autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria. Area di servizio Irpinia appena passata sulla destra, chilometro 45 prossima area di servizio Mirabella tra 32,5 km viadotto Scofretta Vergine. Mancano 3,5 km alla prossima uscita Avellino Est. Oggi purtroppo niente sound di sottofondo, in quanto questo nuovo modello di Leon ha gli ingressi USB solamente quelli piccoli, quindi non posso malauguratamente inserire la chiavetta, puro suono ambientale, mentre siamo arrivati all'uscita Avellino Est, Montemiletto, Montefusco, Mino Calzati e Tripalda Montella tra le località raggiungibili dall'uscita Avellino Est, in questo momento sulla destra. E ricordo anche il raccordo autostradale 2 per Salerno e per proseguire poi sull'autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, e arriviamo in questo momento al chilometro 50. Sono 122 i chilometri mancanti al termine dell'autostrada. Sempre domenica 5 gennaio 2025, si sono fatte le ore 11:06, temperatura esterna che, nonostante siamo nel cuore dell'Irpinia, nel cuore dell'inverno, è comunque di 11,5 gradi. Prossima uscita Benevento tra 17,5 km. Uscita per Benevento non è diretta, ma è presente il raccordo autostradale 9, raccordo per Benevento appunto, che dall'autostrada A16 porta appunto verso il capoluogo campano Benevento, capoluogo di provincia ovviamente.
viadotto Bosco Grande, 379 metri. Ricordo che sul canale tutti questi video sono già pubblicati con segnaletica, percorso della 16 Napoli-Canosa e anche il percorso inverso da Bari a Napoli, quindi anche un pezzo di A14. Galleria Pratola Serra. Viadotto Brecciole. Trovate anche il raccordo autostradale 9 per Benevento e anche il raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino. Direzione Napoli trovate anche pubblicato il tratto Avellino-Napoli. Viadotto Galli, 137 metri. Chilometro 56. Questa è stata proprio l'autostrada che mi ha portato per la prima volta in Campania nel 2017. Il tempo lavoravo ancora a Milano e giravo spesso in tutta Italia. Questo è uno dei motivi per cui ho creato il canale Highway Italia, mentre arriviamo alla Galleria Urno, 300 metri. Era un sabato mattina, avevo appunto un appuntamento presso un cliente di Lacedonia, importante azienda automotive. Avevo pernottato in Molise, avevo pernottato a Termoli, perché arrivavo dal nord Italia e ero sceso lungo l'Adriatica, pernottato a Termoli la mattina, ho fatto Termoli, Foggia, Candela, a Candela appunto ho preso l'autostrada A16 e poi sono andato a Lacedonia e dopodiché, volendo vedere per la prima volta la città di Napoli da Lacedonia, ho appunto guidato fino a Napoli, facendo però una deviazione in quanto sono uscito da Avellino, sono andato sino a Fisciano, salvo poi prendere autostrada A30, uscire a Nocera Pagani e arrivare poi a Nocera Inferiore, dove ho acquistato delle buonissime squisite mozzarella di bufala. E poi ho preso l'autostrada A3 Salerno-Napoli e sono appunto arrivato a Napoli. Da quella volta sono state numerosissime le occasioni in cui ho avuto modo di arrivare in Campania. Intanto Galleria Monte Miletto, 959 metri, mentre siamo arrivati al chilometro 60. Abbiamo già superato un terzo della percorrenza dell'autostrada, autostrada A16 dei Due Mari, Napoli-Canosa. Mancano 7 km e mezzo all'uscita per Benevento. Viadotto Francia,
area di servizio Mirabella tra 15 km e mezzo. Viadotto Vallone del Duca, 202 metri. Galleria Sant'Elena, 456 metri. Chilometro 65 in avvicinamento area di cantiere, chiusura della corsia di destra, il primo cantiere che incontriamo lungo il percorso. Viadotto del Varco, Galleria San Nicola, 153 metri. Quasi arrivati, poco più di 1 chilometro mancante all'uscita per il raccordo autostradale 9, raccordo per Benevento. Una decina di chilometri di raccordo che allacciano appunto Benevento con l'autostrada A16 dei Due Mari. Ventichiano, Preta de Fusi, Turasi, Apice e Petralcina, paesino di origine di Padre Pio, tra le località raggiungibili dall'uscita Benevento in questo momento sulla destra. Di fatto non abbiamo lasciato la provincia di Avellino, siamo vicinissimi al confine con la provincia di Benevento, ma dall'altra parte intanto cosa succede? Un sacco di veicoli fermi a bordo sulla corsia di emergenza. Viadotto Calore, 402 metri, siamo arrivati al chilometro 70. Sono 102 km mancanti al termine dell'autostrada in corrispondenza di Canosa, allacciamento con l'autostrada Adriatica A14, e abbiamo un secondo tratto con 3 corsie, corsia di arrampicamento al posto della corsia di emergenza per 3.900 metri, questo tratto in salita. Prossima uscita Grotta Minarda, tra 10 km e mezzo. Stiamo di fatto attraversando trasversalmente l'Appennino Campano.
5 km e mezzo mancanti alla prossima area di servizio Mirabella. Giro di oggi dedicato totalmente alla realizzazione di video per il canale. Infatti oggi, domani sono 2 giorni festivi, però mi trovavo a Roma senza un granché da fare, in attesa di tornare a lavorare 2 giorni, il 7 e l'8, prima di andare in ferie tardive per me. Viadotto Laureta a 167 metri. Dicevo, appunto, non sapendo cosa fare in questa domenica a Roma, ho preferito noleggiare un'auto e fare un bel giro realizzando nuovi video per il canale. Tanto termina il tratto con corsia di arrampicamento viadotto Ceraso 167 metri. Galleria Mirabella 430 metri. Giro di oggi ho fatto un Roma-Napoli, ho fatto un esperimento, ho provato a realizzare un video in POV, point of view, con la camera direttamente sulla mia fronte, mentre siamo arrivati al chilometro 75, viadotto Ponticelli 201 metri. Quindi vedremo poi come verrà questo esperimento, e poi il piano è la realizzazione di 3 video per la serie Real Time 4K1, quello che stiamo realizzando adesso, l'intera percorrenza dell'autostrada 16 Napoli-Canosa. Dopodiché sempre Real Time 4K autostrada adriatica A14 nel tratto tra Foggia e Pescara. Dopodiché terzo video Real Time 4K Pescara-Roma, autostrada A25 completa e A24 autostrade dei parchi. Tanto in avvicinamento, area di servizio Mirabella Est. Quando pubblicherò il video già registrato Benevento-Foggia, potrete vedere la sosta. Tanto scusate, Mirabella Sud, Est è la nostra direzione dell'autostrada Est-Ovest, mentre Nord e Sud ovviamente sono le indicazioni per distinguere le aree di servizio nelle 2 carreggiate. Quindi per chi viaggia verso Est le aree di servizio saranno Sud, quanto la carreggiata si trova a Sud. Al contrario, per chi viaggia verso Ovest le aree di servizio saranno Nord. E piccola particolarità del viaggio di oggi, io sono entrato di fatto in autostrada nella A16, barriera di Napoli Est, però non uscirò più dall'ambito autostradale a pedaggio sino a che non sarò ritornato a Roma, e quindi pagherò di fatto il pedaggio da Napoli a Roma considerando A16, A30 e A1, nonostante il mio percorso sia A16, A14, A25, A24. Questo perché il pedaggio ovviamente viene calcolato sul percorso più breve, e quindi questo comporterà un risparmio nel pedaggio di oggi. Intanto siamo arrivati al chilometro 80-92, i chilometri mancanti. In avvicinamento uscita Grotta Minarda, Ariano Irpino, Gesualdo Frigento, Paternopoli, Sant'Angelo dei Lombardi, tra le località raggiungibili dall'uscita Grotta Minarda in
questo momento sulla destra. Prossima area di servizio Calaggio, tra 24 km e mezzo. Si sono fatte le ore 11:24, temperatura esterna si mantiene su un buon livello, 10 gradi e mezzo, sempre domenica 5 gennaio 2025, chilometro 84, prossima uscita Vallata tra 20 km. Viadotto Ufita, 97 metri. Tanto stiamo percorrendo il chilometro 86, abbiamo passato appena in questo momento la metà del percorso di 172 km e mezzo tra Napoli e Canosa, viadotto 3 Torri, 361 metri. Chilometro 89, sono 15 i chilometri mancanti all'uscita di Vallata. Viadotto Vado della Ripa, 97 metri. L'anello che realizzerò oggi, diciamo Roma-Roma, passando per Napoli, Foggia e Pescara, quello che ho descritto poco fa, mentre transitiamo sul viadotto Serra dei Lupi e ora sul viadotto Brancaleone, 186 metri. Questo anello normalmente per chi da Napoli va a Foggia non si percorre ovviamente tutta l'autostrada A16, ma si esce a Candela,
mentre arriviamo al chilometro 91, viadotto Molinella. Viadotto Macchione, 328 metri. Dicevo appunto, normalmente si esce a Candela e si percorre la strada statale 655, che è di fatto una superstrada, 2 corsie per senso di marcia tra Candela e Foggia. Viadotto Cardinale, 130 metri, ma proprio per percorrere, per filmare il percorso completo dell'autostrada A16 nella serie Real Time 4K, farò il giro lungo, quindi arriverò sino a Canosa e poi proseguirò sull'autostrada A14 in direzione nord. Un itinerario un po' atipico. Tra l'altro lo svincolo di allacciamento tra A14 e A16 riflette proprio la conformazione della rete autostradale del tempo, ossia autostrada A14 Bologna-Canosa, autostrada A17 Napoli-Bari. Infatti si privilegiava come itinerario la direttrice Napoli-Bari. Infatti lungo la A14 in direzione nord provenendo da Bari, se si vuole rimanere sul tracciato della A14 bisogna stare a sinistra, a destra, e si ha lo svincolo a sinistra per proseguire sull'autostrada A16. Svincolo la cui conformazione ricorda anche lo svincolo di allacciamento tra l'autostrada A4 e l'autostrada A23 nei pressi di Palmanova. Tanto all'orizzonte si iniziano a scorgere le prime pale eoliche che sono disseminate nell'ambito di tutta la provincia di Foggia. Forse un po' troppa speculazione. Chilometro 97, 7 chilometri mancanti all'uscita di Vallata. Viadotto Granci, 100 metri. Viadotto Leone, 100 metri. Chilometro 99. E arriviamo esattamente in questo momento al chilometro 100. Sono 72 i chilometri mancanti al termine dell'autostrada, allacciamento con l'autostrada A14.
della giornata odierna buone nel sud Italia. Probabilmente sia questo video sia quello della A14 mentre transitiamo sul viadotto Agrifoglio e Galleria Valle Saccarda potranno essere realizzati con cielo abbastanza sereno, mentre l'ultimo video Pescara-Roma avrà sicuramente un po' di nuvolosità. Arriviamo al secondo valico, 672 metri sopra il livello del mare, Galleria Scampitella 771 metri. Quindi primo valico pressi di Monteforte Irpino tra Baiano e Avellino, secondo valico Valle Saccarda tra Grotta Minarda e Vallata. In avvicinamento uscita Vallata, Scampitella Savignano Irpino Andretta Valle Saccarda Monteleone di Puglia raggiungibili dall'uscita Vallata. Questo momento sulla destra, chilometro 104, prossima uscita Lacedonia tra 6,5 km. Lacedonia sarà l'ultima uscita in territorio campano prima di lasciare la regione Campania e passare in regione Puglia. Viadotto d'Antico 185 metri. Chilometro 105. Area di servizio calaggio tra 1000 metri. Viadotto Lamia 220 metri. Parco eolico imponente sulla sinistra, area di servizio calaggio sud sulla destra. Tanto in avvicinamento area di cantiere, chiusura della corsia di destra. Questo è il secondo cantiere che incontriamo lungo il percorso. Viadotto Paolo 131 metri. Viadotto Domero 937 metri. Viadotto Calaggio 234 metri. Arriviamo in questo momento al chilometro 110 in avvicinamento uscita Lacedonia, ultima uscita in Campania, Calitri, Aquilonia, Bisaccia, Pescopagano, tra le località raggiungibili dall'uscita Lacedonia in questo momento sulla destra. Lacedonia, ultimo avamposto della regione Campania lungo il percorso
della A16, prossima uscita Candela tra 17 km. La Cedonia, che è più vicina al versante adriatico di quanto non sia rispetto al versante tirrenico. Galleria Bagno, 168 metri. Siamo ormai prossimi al confine regionale Campania-Puglia. Transitiamo nel chilometro 113. Galleria Monte Vaccaro, 157 metri. Ultimi metri di percorrenza in regione Campania. E arriviamo al chilometro 115 e al confine regionale lasciamo la regione Campania, provincia di Avellino, ed entriamo in regione Puglia, provincia di Foggia. Provincia di Foggia, la più settentrionale della regione Puglia, provincia molto vasta che comprende anche tutto l'intero territorio del Gargano. Canosa di Puglia, Cerignola, San Severo, oltre che ovviamente le località del Gargano, Manfredonia e Vietri, scusate, Vieste. Tra le località più conosciute della provincia di Foggia area di cantiere lungo il percorso. Questa volta abbiamo la chiusura della corsia di sorpasso. Tanto dovete sapere che nell'anno 2005, a causa di piogge abbondanti, e sapete che questo è un territorio soggetto a dissesto idrogeologico, mentre transitiamo sul viadotto Corvi, 300 metri, l'autostrada ha subito comunque dei danni molto importanti, per cui la compromissione di un viadotto che è presente proprio tra qualche chilometro, e dato che non si è più riusciti a rimettere in sicurezza il viadotto, è stato realizzato un tratto in variante a doppia curva sul quale transiteremo proprio tra un chilometro. Sapete che durante tutto quel periodo è di fatto rimasto chiuso il tratto tra Candela e Grotta Minarda, creando particolari disagi alla viabilità. Chilometro 120,
121 in questo momento, 7 km mancanti per raggiungere Candela. Viadotto delle Volpi, 100 metri, ed è proprio questo il punto. In realtà qua il percorso era rettilineo, vedete i resti del vecchio viadotto davanti. È stata realizzata questa variante a doppia curva, prima curva sulla sinistra provenendo da Napoli, vedete proprio i resti del vecchio tracciato del vecchio viadotto sulla destra, seconda curva che ritorna sul tracciato originario. Chilometro 123. Tanto il paesaggio circostante si è fatto più dolce, morbido e sinuoso, quest'area subappenninica. Viadotto romano, 134 metri. Chilometro 125. Prossima area di servizio Torre Alemanna, tra poco più di 12 km. Viadotto San Gennaro, 100 metri. In avvicinamento, uscita Candela, come vedete segnata sul sfondo blu anche Foggia. Foggia, Lucera, Ascoli, Satriano, Ortanova, Melfi, Rio Nero in Vulture, tra le località raggiungibili dall'uscita Candela in questo momento sulla destra. E come detto prima, pubblicherò tra qualche settimana con segnaletica un video già filmato e realizzato, percorso da Benevento a Foggia lungo il raccordo autostradale 9, autostrada 16 nel tratto Benevento-Candela, dopodiché uscita Candela e strada statale 655 sino a raggiungere Foggia. Prossima uscita Cerignola Ovest, tra 39 km. Quasi alla fine dell'autostrada. Tanto si sono fatte le ore 11:47 di questa domenica 5 gennaio 2025, mentre arriviamo al chilometro 130, sono 42 i chilometri mancanti al termine dell'autostrada. Temperatura esterna in questo momento 13 gradi. Tanto il cielo praticamente terso in questa zona del sud-est italiano.
all'uscita di Cerignola Ovest. Chilometro 136, avvicinamento area di servizio Torre Alemanna. Evito di commentare il cambio di corsia di questo. Di fatto l'ho commentato. Chilometro 138, prossima area di servizio Ofanto tra 15 chilometri. Chilometro 140, ultimi 32 chilometri di percorrenza autostrada A16 dei Due Mari. Ma l'orizzonte si è pressoché appiattito, siamo ormai nel Tavoliere. Ultimi 30 km di autostrada che corrono pressoché rettilinei e pianeggianti. Chilometro 144, 16 chilometri mancanti all'uscita di Cerignola Ovest. Area di servizio Ofanto tra 8 km.
chilometro 150 ha raggiunto in questo momento 22 chilometri mancanti all'allacciamento con l'autostrada A14. Tanto sono stati fino a questo momento di fatto solamente 3 i cantieri incontrati con riduzione della carreggiata a una corsia. Tra l'altro l'estensione dei 3 cantieri risultava piuttosto limitata, giusto l'ambito di un paio di viadotti e una galleria, situazione ben diversa rispetto a qualche anno fa, dove i cantieri si susseguivano lungo tutta l'autostrada. Se andate a vedere il primo percorso completo realizzato con segnaletica nel 2019, credo, no, nel 2020, i cantieri erano numerosissimi. Intanto area di servizio Ofanto Sud, in questo momento sulla destra, chilometro 153, mancano 7 chilometri all'uscita di Cerignola Ovest. Chilometro 155. Cruise control adattivo io continuo a non amarlo particolarmente. Chilometro 157. In corsia di sorpasso, mentre siamo in avvicinamento all'uscita di Cerignola Ovest. San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Lavello, Manfredonia, tra le località raggiungibili dall'uscita Cerignola Ovest, in questo momento sulla destra. Chilometro 160, ultimi 12 chilometri di percorrenza dell'autostrada A16 Napoli-Canosa.
sfondo sulla destra dell'orizzonte si scorge, adesso in realtà nascosta dalle colline, la città di Canosa di Puglia, caposaldo terminale dell'autostrada A16. Tanto si sono fatte le ore 12:01 in questo momento. Siamo a circa un'ora e 20 di percorrenza mentre arriviamo al chilometro 164. La cittadina di Canosa di Puglia, ultimi 6 chilometri. Siamo ormai arrivati alla fine dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. In questo momento siamo al chilometro 170, già si intravede la segnaletica verticale di preavviso del bivio finale, bivio di allacciamento all'autostrada Adriatica 14, autostrada Bologna-Taranto. Sulla sinistra in direzione nord, dove andiamo noi, direzione Pescara, Ancona, Bologna, e prima ancora di tutte queste Foggia. Sulla destra direzione sud, direzione Bari, Taranto. Eccoci arrivati, bivio di allacciamento, rampa di sinistra, e avremo un'immissione atipica nella viabilità italiana, immissione da sinistra. Le immissioni da sinistra sono sempre piuttosto pericolose, bisogna sempre stare molto attenti. E siamo entrati autostrada Adriatica A14, chilometro 601.
Quindi è terminata la nostra percorrenza completa dell'autostrada A16 dei Due Mari Napoli-Canosa. Io proseguo il mio viaggio, saranno altri 2 video della serie Real Time a 4K, il video Foggia-Pescara e il video Pescara-Roma. Se non siete saturi di autostrade, andate a vedere video sul canale, sono state pubblicate tutte le autostrade italiane con segnaletica, moltissimi video in real time 4K, moltissimi video di strade statali, superstrade e strade locali, strade estere in Europa e negli Stati Uniti. Io vi ringrazio come sempre per la compagnia anche in questo nuovo video, ma ricordate come sempre, drive safe.